Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti ad una nuova live di Reni J. Per la verità non sapevo come ubicarla nelle mie tre passioni, questa live di oggi, di 5 gennaio 2023, sono le ore 11 e 11 minuti, attenzione, e niente, penso che sia più giusto, diciamo, come Reni J, metterla nel gruppo di Reni J, visto che dobbiamo andare ad analizzare quello che c'è in questo scatolone, ma ovviamente è d'obbligo, come sempre, come faccio sempre io, una breve introduzione, un'introduzione a quello che troveremo andando a aprire questo pacco. Allora, questo innanzitutto è chiamiamola scatola di cartone perché effettivamente è di cartone, che stava a casa dei miei in un armadio dal lontano 1994, penso, sì, l'avevo messa lì intorno a quegli anni, 94-95 più o meno, e lì è rimasta fino a quando 2 o 3 giorni fa sono andato a trovare i miei e ho detto va bene, la prendo, perché era mia intenzione fare un video, una live sul contenuto di questa scatola, che tra l'altro non so neanche se mi basterà una sola live per andare ad analizzare tutto quello che contiene. Vedete, questa è bombata perché è pienissima di materiale che andremo adesso a scoprire. Vedremo anche le condizioni in cui è questo materiale, perché ripeto, questa scatola non viene aperta dal 1994 più o meno, è rimasta chiusa così come la vedete. Io l'ho presa da questo manico che vedete qui e l'ho portata qui a casa per poterci fare un video insieme. Quindi vedremo, andremo a scoprire insieme cosa contiene, cosa c'è qui dentro di tanto misterioso. Faccio come ho detto, una breve storia di quello che c'è qui dentro. Mio padre ha sempre fatto come lavoro, lo saluto tanto, ciao papà, se mi sta vedendo non lo so, come lavoro il rappresentante, e in questo periodo rappresentava ciò che c'è qui dentro. Poi lui cambiò lavoro, cambiò diciamo articoli che rappresentava, e quindi che andava in giro a presentare ai vari negozianti, e quindi negli anni, non mi ricordo se fu all'inizio degli anni 90, mi lasciò a me diciamo quello che c'è qui dentro e io lo incrementai, perché quello che c'è qui dentro mi appassionava parecchio, cioè piaceva tanto anche a me quello che c'è qui dentro, e quindi io da quando lui mi ha dato quello che c'è qui dentro, io lo sono andato ad incrementare, ad aumentare, a mettere altro materiale qui dentro, e quindi poi siamo arrivati a quella che si può definire a tutti gli effetti una grande collezione. Non so se c'è qualcun altro che ha una collezione come questa, di questo materiale che sta qui dentro, sinceramente non ne sono al corrente. Va bene, fatta questa premessa, mi sa che non mi rimane altro che andare ad aprire questi bottoncini, perché questi non si chiudono, che è troppo pieno. Poi magari ne approfitto e cerco di ordinare un po' meglio il contenuto che c'è qui dentro, quindi andandolo a vedere insieme magari lo possiamo sistemare meglio e quindi questa scatola tornerà a chiudersi completamente. Ok? Io direi bando alle ciance, anche perché sennò durerebbe troppo questa live. Ho detto che ovviamente se vedo che dura troppo ne faccio 2 episodi, quindi a un certo punto poi la interrompiamo. Allora, siamo pronti per aprire? Voi ovviamente lì ci avete la telecamera, la riprende bene questa scatola, quindi andiamo ad aprire. Qui già vedo qualcosa comunque che spunta. Allora vado ad aprire ed ecco qui che c'è. Allora andiamo a vedere. Questo si è attaccato qui. Allora guardate che roba, questo è un adesivo gigantesco di Radio DJ, ok? Però dietro guardate un po', leggete un po'. Io questo qua sicuramente l'avremo staccato da qualche porta a vetri, questo viene da Expo Cartoon questo adesivo, da qualche porta a vetri, e quindi dietro
non sapevamo che metterci e ci abbiamo messo i retro. Vedete, non so le figurine di Crimi, è solo il retro, guardate, è solo il retro delle figurine dell'album di Crimi, l'incantevole Crimi, figurine Panini. Qui dietro c'è tutto il retro delle figurine Panini. Ah, vedete pure qua c'è, ecco, questo bisogna aprirlo così. Diciamo che l'adesivo di per sé stesso sta molto molto bene. Ecco, questo adesso lo rigiro così in modo che si vede. Vedete? Opla. Ma guardate quanto è grande sta adesivo. Ovviamente questo venne fatto un giorno e poi qui c'è l'adesivo. Guardate che spettacolo, questo è quello originale che ci facemmo dare, guardate qua dietro. Qua c'è scritto proprio c'è il marchio della casa che ha stampato questo adesivo e questo è originale, mai usato. Vedete? Sta in condizioni perfette. Si è mantenuto perfetto, perfetto. E questo è l'adesivone gigantesco di Radio DJ e lo vado a mettere su quest'altro. Guardate che spettacolo. Allora, visto che l'ho messa come Reni J, non posso non farvi vedere, attenzione, Remix, l'adesivo originale di Remix, negozio di dischi, negozio di dischi degli anni 80-90, dove io andavo, mi recavo il sabato, voi sapete la storia, mi andavo a comprare i vinili, oltre alla discoteca laziale, oltre... Allora, guardate, adesivo originale Shure, all'epoca Shure erano le puntine, le testine dei giradischi che utilizzavano i migliori DJ, anche io avevo una puntina, una testina della Shure 680, mi pare, sì, 680, la Shure che faceva anche i microfoni, per carità, faceva anche altre cose, ma i DJ, diciamo, la usavano prettamente per... Allora, qua dentro c'è, guardate, una busta gialla che adesso andremo ad analizzare. Allora, questi sono soltanto dei contenitori vuoti, vediamo un po' qua che c'è. Questo è un adesivo che va sulla macchina, c'è scritto Majestic, ovviamente è bianco, non so se la telecamera lo riesce a rendere, comunque Majestic si legge, e qua Car Stereo, questo è un adesivo Majestic Car Stereo. Adesso li andiamo a vedere proprio uno per uno, Allora, andiamo a vedere cosa contiene questa busta che pesa, questa busta pesa parecchio. Allora, non so quanti ce l'hanno, ma guardate io che c'ho adesivi originali Apple Computer. Questi venivano messi sui computer della Apple negli anni 90, ok? Poi dopo li metteremo a posto. Cellulari Nokia, guardate, 3210 di diversi colori, Club Nokia. Questi sono tutti ritagliati, sono pure due questi, ne ho due uguali. Cellulari serie 3210 della Nokia, guardate che spettacolo. Cioè, penso che una collezione del genere ce l'ho solo io. Dopo che cercate, perché c'è anche un altro video sul mio canale YouTube, dove faccio vedere la mia collezione di tappetini del mouse. Andate a vedere anche quella. Io facevo collezione un po' di tutto. Jumpy.it offriva internet anche via modem e ADSL. GoFly.com, ovviamente tutti questi numeri che vi faccio vedere non saranno più attivi,
Ripeto, questa è una collezione ferma dal 94 più o meno, poi magari qualcuno, qualche adesivo ci sarà stato aggiunto dopo. Allora, guardate, questi sono gli adesivi di Albertino. Albertino, piace! Guardate che roba! Piace! Albertino con la sua firma, con il suo autografo. Vedete? Albertino. Gli adesivi di Albertino con l'autografo di Albertino. Radio DJ. Andiamo a vedere. DJ Gianni. Cioè, c'ho questo stesso, però col blu e quadrato. Ovviamente questi numeri non sono più validi, tra l'altro questo 718 abitava all'epoca dove abitavo anche io. Questi sono altri due adesivi Snicks. Questi sicuramente facevano magliette anche per DJ, sicuramente. MSN Italia, quando la Microsoft arrivò con MSN in Italia, fece questi adesivetti che si trovavano anche nei negozi di computer. Vabbè, un altro di Jumpy.it. Ok, andiamo avanti. Pure adesivi non mi abbandonare, ce n'ho due. Non abbandonate i cani della LAI, Lega contro l'abbandono dei cani, la LAI. Ok, poi ecco, questo lo davano da Remix. Allora, su questo adesivo vi posso dire cos'è. Allora, da Remix, come da Goody Music, spesso e volentieri, ciao Willy, sto facendo una live che secondo me sono l'unico che c'è una collezione del genere. Cioè, quindi condividetela, vedete un po' di far venire un altro po' di gente, anche se rimarrà sempre lì il video. Comunque, stavo parlando di questo adesivo, che ovviamente questo è il logo di Remix, l'abbiamo visto in questo adesivo qui. Aspettate, negozio di dischi, soprattutto per DJ, ci andava anche Giovanotti, ci andavano Fargetta. Questo è il Remix, tutto scritto intero. E questo, allora, questo veniva dato quando Remix ti regalava o ti dava, insomma, i dischi, quelli bianchi, white label, quelli diciamo senza etichetta, i promo, chiamiamoli così, quelli per pubblicità, che ovviamente erano dischi neri con l'etichetta bianca dentro un foglio bianco, dentro una inner sleeve bianca. E allora, vedete c'è il buco al centro qui? Questo veniva dato per metterlo su questi dischi, sui dischi white label, in modo che uno poi dice vabbè, questo disco l'ho preso da Remix. Io invece me la sono tenuta questo adesivo. Quindi questo non è altro che un centrino che Remix dava insieme ai dischi che normalmente erano in omaggio. Così si faceva pubblicità, perché nel caso che io mettevo quel disco c'era questa R di Remix al centro che diciamo faceva vedere dove era stato preso quel particolare vinile. Quindi questo è un centrino di un vinile. Mi sa che ce n'ho solo uno perché non ne vedo altri. Comunque andiamo qui in antrojumpy.it, già l'abbiamo visto, quindi andiamo veloce. Qui ci sono una marea di adesivi di Aexis, ok, aexis.net, Telecom SPA. Mi pare che era un progetto all'interno di Telecom Italia all'epoca, questo Aexis. Aexis.net. Ma adesso non è che mi ricordo tutto di tutti gli adesivi che ci stanno qui dentro, assolutamente. Guardate un po' che ce n'ho tantissimi pure di questi.
Guardate, guardate, Rai News 24. Era appena nata, mi sa, Rai News 24. E quindi si faceva pubblicità con questi adesivi. Quindi, come vedete, ce ne ho tanti di questi adesivi pure, e pure questo ha fatto parte, della mia collezione, fa parte della mia collezione. Sherrio.tel, non so cosa sia, pure questi ce n'ho più di uno. Si tagliavano gli stickers, ricordo anche la card Cucador. Sì, sì, quella pure mi sa che ci sta, eh. Comunque io adesso vi sto facendo, vabbè, c'ho pure diversi di questi, non lo so come mai, ma c'ho i cosi handicap. Opla. Questi all'epoca non lo so chi me li ha dati, forse fanno parte. Eccolo, un altro grande remix regna. Come vedete, quello che io vi racconto nelle mie live, che io andavo da remix i sabati a passare interi sabati a scegliere dischi. Poi, come vedete, nella storia, se andando a riscartabellare tutto ciò che ho, viene fuori che è tutto vero. Tutti questi adesivi sono tutti stati presi da remix. Forse ci saranno pure quelli dei QD Music. Comunque vi stavo dicendo che ho parecchi di questi che non so se facevano parte del campionario di mio padre o dove li ho presi, non lo so. Ce n'ho diversi, proprio diversi, e questi non vengono assolutamente dal fatto che io ho avuto due negozi, una pizzeria e un negozio di computer. Questa stava tutta abbandonata a casa di mio padre dal 94, quindi c'è bagno degli handicappati, bagno degli uomini e bagno delle donne e bagno misto. Addirittura c'è questo, uomini e donne, tutto quanto, vabbè. Eppure questi sono adesivi, quindi sono adesivi, vedete dietro? Sono adesivi e quindi fanno parte della mia collezione. Guardate, poi ci rimettiamo tutto dentro qua. Andiamo avanti. Questo è un adesivo Trione Ricambi che mio padre poi andò a lavorare proprio per loro, per la Trione. Vedete? Trione Ricambi, questi hanno ricambi audio. Sì, sono infiniti qua. Guardate qua che c'ho. Allora, questi sono gli adesivi, diversa grandezza pure. M100. Guardate, questo è M100. Guardate, M100. Questi sono quelli più piccoli e questi sono piccoli. Guardate, questo è piccolo rispetto a questo che è più grande. M100, la radio. Stiamo parlando sempre anni 90, ragazzi, Radio M100, guardate che spettacolo. Ce n'ho tre, ma stanno in condizioni nuove, Io poi non lo so il valore degli adesivi quale può essere, ma non veramente non ce n'ho idea, perché io ho detto voglio fare una live, poi vedremo. Io c'avevo il motorino. Il motorino all'epoca c'erano questi cinquantini che poi si modificavano per far andare leggermente più veloce, che ne so, quelli dovevano andare massimo a 50, originali arrivavano a 45, tu cambiando determinati pezzi potevi farli arrivare pure a 75, alcuni esageravano con le modifiche, li portavano a 100, però poi se scassava tutto il motore perché non era tarato per andare al doppio della velocità consentita. Comunque io non sono uno che corre, non me ne importa niente, però sul mio motorino che c'avevo all'epoca, non mi ricordo se fu l'F15 Firefox o un altro, il PK50 della Honda, comunque su uno mi si ruppe la marmitta. La marmitta originale, ancora me lo ricordo, costava 250.000 lire, ok? Io andai da un negozio che non so se esiste ancora qui vicino a casa mia, si chiamava Napoleone Moto, e loro mi dissero guarda, la marmitta originale costa 250.000 lire, se vuoi questa a Proma costa 80.000 lire. E io ho detto damma a Proma, che me ne frega. Era omologata, perché poi anche queste marmitte, se tu non le andavi a modificare, erano omologate per il motorino, quindi io diciamo che acquistai
da 45 il motorino mi arrivava massimo a 55, però mi trovai molto molto bene con la Proma e mi diedero anche l'adesivo della Proma, che era la marmitta del mio motorino, ok? Quindi la marmitta originale 2,50, la Proma 80.000 lire, e allora io che ho fatto? Mi sono preso la Proma che dovevo spendere tutti quei soldi. Radio M100, l'abbiamo visto, ce n'ho altri qua, quindi mo me li metto tutti belli ordinati, questi mo per ordinarli ci vorrà un secolo, perché sono veramente tanti, ragazzi, amici, sono veramente tanti. Questo è M100, questi pure M100, questi sono gli M100 più grandi, li mettiamo qua, e questo è Magic 101 One on One Network, questo si chiamava One on One, non lo so, qui in mezzo sai che c'è, non mi ricordo, forse questa radio locale era Radio Mambo. Radio Mambo, ciao Antonio, benvenuto a questa live. Mi sa che sono l'unico su YouTube a fare una live di adesivi, ma una collezione pressoché infinita. Questo è Radio Mambo, non so se era locale, 106 850 quando trasmetteva. Questa invece era One on One Network 101, Magic 101, come vedete anche di questi ce ne ho parecchi. Magic 101, Magic 101, One on One Network, pure questa molto famosa. Poi andiamo avanti. Ma guardate che roba! Mi sbucano fuori da tutte le parti. Questi sono i centrini di remix di cui parlavamo prima. Che spettacolo! Sono nuovi questi centrini, nuovi! E questi andavano lato A, lato B sui vinili bianchi. Mamma mia, che ricordi! Mannaggia a me! Io mi sono fermato, io ancora sto con la memoria agli anni 90, non c'è niente da fare, 80-90. Antonio, benvenuto. Guardate qua, questo adesso che dice Aventino Moto Scooter Piaggio Club Roma. Non so neanche se esiste ancora questo. Pure di questi ce n'ho diversi, Ma quando ne prendevo, io ne prendevo sempre diversi di adesivi. Ma mo non è detto che io ricomincio a collezionarli, anche perché il bello di questi adesivi è che all'epoca, ecco, vedete, un altro adesivo della Proma, questa volta, mentre questo è verde, guardate, questo è viola. Guardate un'altra cosa che ho visto che mi fa tanto piacere vederlo, l'adesivo originale degli anni 90 della discoteca laziale. Tutto quello che dico è vero. Mixed by Harry? Come no? Mixed by Harry, mi chiedi? Aspetta che... no, questo è un altro dei remix. Questo è un altro adesivo dei remix. Questo è diverso perché non è trasparente. Quello che vi ho fatto, questo qui che vi ho fatto vedere prima, è diverso, tra l'altro è pure più grande. Questo è trasparente, questo invece è a sfondo bianco. Remix da tutte le parti. Mixed by Harry, ci dovrebbe stare qua in mezzo qualcosa di Mixed by Harry, ma capirai, io così proprio vi faccio vedere una cosa che mi sa che ce l'ho solo io. Guardate che anima di adesivo, Rai International, questo ce l'ho solo io, mi sa. Rai International, guardate quanto è grande questo adesivo, guardate. Rai International, vabbè, questi grandi mo li metto là, stanno perfetti, comunque mo andiamo avanti, guardate, un altro adesivo della discoteca laziale, guardate, io mo questi me li metto da parte perché la prossima volta che vado alla discoteca laziale, già io ho fatto vedere la tessera di cliente e mo gli farò vedere pure questi, gli adesivi originali degli anni 90 della discoteca laziale. Poi abbiamo ovviamente, io compravo, voi lo sapete che compravo una marea di audiocassette e non potevo non avere gli adesivi. Questi sono adesivi, adesivi pubblicitari delle audiocassette DDK serie Optima. Guardate che roba, cioè questi sono tutti, vedete,
sono tutti adesivi dell'epoca. Poi ovviamente io ho montato gli sterei a tutti i compagni di classe, pure qualcun altro, anzi, e quindi c'erano delle marche che erano un must per quanto riguarda o le autoradio, gli amplificatori ed altro. Clarion è una di queste, quindi Clarion erano anche le autoradio molto molto buone, quindi Clarion autoradio. Fruit of the Loom, praticamente Fruit of the Loom, adesivi di Fruit of the Loom, abbigliamento, soprattutto magliette, le magliette in quegli anni, Fruit of the Loom, moltissimi avevano Fruit of the Loom. Lo so. Allora andiamo a vedere, questa mi sa che è un'altra autoradio. Macrom, come no? Questi sono gli amplificatori. C'erano gli amplificatori molto buoni di questa marca qua. Macrom Car Audio Equipment. Vedete? Macrom. Cassette Memorex ce n'ho qua, voglia, da tutte le parti. Però non so se c'ho l'adesivo. Non è che c'ho proprio tutto. Poi ci stanno questi qua che sono tondi, che c'è scritto Under Control. Sottondi, mo adesso non mi ricordo che era sto Under Control. Se qualcuno collegato sa che cos'era Under Control, non so, non me lo ricordo. Oh, tiè. Guardate un po' che c'è scritto CB Transceiver. Se non mi ricordo male, questa casa faceva i CB, i baracchini. Cioè, c'è scritto CB Transceiver, quindi i baracchini mi viene in mente. Oh, allora, una cosa che noi ci siamo dimenticati è che all'epoca i CD potevano anche essere noleggiati come le videocassette. Anche c'erano un sacco di negozi che noleggiavano i CD. Poi ovviamente era d'uso non solo ascoltarli questi CD, ma copiarli su cassetta, e quindi c'erano negozi come questo. Rent Music, noleggio e vendita. Questo stava a Ciampino, stava qui vicino adesso a dove abito io. Rent Music, Compact Disc, noleggio e vendita, via Palermo 9. Grandissimi. Oh, guardate un po', altra marca Clarion di autoradio, tra l'altro in questo caso da competizione addirittura, quindi questo era la Clarion Team Europe, e queste andavano a fare le competizioni, ok? Quindi queste siamo già a livelli molto più alti. Questo è Albertino Super Alba, questo è morbido, come vedete è bello spesso, è morbido, come si facevano all'epoca alcuni adesivi per bambini, e mi pare che era in omaggio insieme ad Alba volume 1, la compilation su vinile che io ho, quindi sicuramente io l'ho levato dalla compilation, ed eccolo qua, Alba, Albertino Super Alba, guardate che roba che esce fuori da qua. Allora, questo è un adesivo che io ho trovato dentro al disco I'm a Real Sex Maniac, dentro al mix c'era questo adesivo, l'ho messo qua in mezzo alla mia collezione di adesivi. Ok, questo è un disco anni 90, Dance 90. Ok, andiamo avanti. Altri adesivi Proma che mi feci dare all'epoca, ma dopo li mettiamo tutti quanti insieme. Oh, questo pure lo rimettiamo qua insieme agli scooter. Questo lo conosciamo tutti, Boy George, un adesivo con scritto Boy George, vedete? Niente di chissà eclatante, però un adesivo con scritto Boy George. Oh, io usavo tantissimo questo giornale prima di eBay, prima di subito.it, prima di tutti questi di seconda mano, eccetera. C'era questo giornale Porta Portese in cui io scrivevo sempre che facevo il DJ e che se mi volevano contattare, io tutte le settimane, 2 volte a settimana,
mi pare che era il martedì e il giovedì che usciva, uscivo su Porta Portese con il mio annuncio che facevo il DJ, e questo qualche volta io andavo anche alla sede a portare diciamo, l'articolo, l'annuncio, e quindi c'ho anche l'adesivo che si prendeva direttamente in sede quando andavi. Radio 105 Network, guardate, ce n'ho diversi anche di questi. Radio 105 Network, anche questi tutti originali anni 90, sì. Porta Portese, non so se c'è, mi pare che c'è ancora Porta Portese. Oh, allora andiamo a vedere, qua c'è stato un altro adesivo MSN Italia, già l'abbiamo visto, quindi corriamo via. Poi c'è Filtech, filtri da ripresa per la fotografia creativa, questo non so da dove viene. Filtech, va bene. Poi ci stanno sempre adesivi tipo questo, Save the Rainforest, WWF. Poi c'è sta Radio Monte Carlo, l'adesivo di questo ce n'ho solo uno, Radio Monte Carlo, vedete? E poi c'ho questo, 1974, boh. Qua c'è scritto 1974 in basso piccolino, Ebo, non so neanche che cosa sia, comunque c'è scritto copyright 1974, non lo so. Questo vedevo di che cos'è? Tra l'altro guardate, questi sono gli adesivi prismatici degli anni 70, guardate, vedete che è prismatico? Che spettacolo. Allora, e così abbiamo finito questa prima busta. Io direi che questo qua non c'entra, ovviamente, se no ce l'avrei messo prima. Questo forse sì. Adesso comincerò a mettere bene, non lo faccio mentre sto in live, Comunque mettiamo tutta questa roba appoggiata qui, senza rovinare niente, possibilmente, che è dal 94 che stanno così, non voglio rovinare niente adesso. Ok, l'abbiamo appoggiati lì. Allora, guardate che adesivi, sotto sopra, mamma mia, questi tutti prismatici, li vedete che sono prismatici, no? Prismatici significa che hanno ogni quadratino poi che cambia colore, ma voi adesso non lo vedete bene dalla telecamera, non riesce a rendere, ma questi sono fatti in modo che riflettono la luce in modo diverso e cambiano pure di colore, e quindi sono prismatici. Comodo al computer, lo sai che non lo so. Comodo al computer mi sa difficile. Oh, guardate, questo è un po' più grande di quelli che vi ho fatto vedere prima. Proma. Comodo al computer non lo so, adesso bisogna, ma sono talmente tanti qua. Allora, ma hai nominato comodo al computer? Hai nominato comodo al computer? Mi ho sentito dire comodo al computer. Allora, Amiga, AmiResource dell'epoca, Amiga di Amiga Technologies. Questo è tutta roba che viene da Pianeta Amiga, Ci stanno di tutte le grandezze, Amiga. Questo non so che roba è. E questo viene tutto da Pianeta Amiga. E mi sa che c'era qualche rappresentante di Telit a Pianeta Amiga. Telit era un'altra società che ti dava internet via telefono gratis, tipo Tiscali, questi qua, che però erano secondari. Quindi niente. Qua c'è, vedete? Il logo originale adesivo di Pianeta Amiga. Io facevo lo standista lì, avevo lo stand, quindi ci stavano loro di AmiResource, quindi, e poi Storm C, c'erano anche i ragazzi di Storm C. Io mi sono
tenuto tutti gli adesivi dei ragazzi di Storm C. Mamma mia, vabbè, questi così ve l'ho fatti vedere, va. Ami Resource, ma hai nominato Commodore e io ho tirato fuori sta roba qua. Ok. Poi qua ce n'è un altro, sempre in condizioni intonse, Rai International, e lo metto insieme a quest'altro. Condizioni intonse. Rai International, veramente mi sa che sono uno dei pochi ad averlo, Rai International. Chi c'è che sta seguendo la live insieme a Willy? Ah, Antonio. Allora, andiamo a vedere qua dentro l'altra roba per DJ, mi sa. Eh sì, guardate, c'ho i primissimi adesivi. Questi invece mi sa che vengono. Mannaggia. Vedi che poi io piano piano mi ricordo. Questi vengono da un villaggio turistico in cui io stavo e c'erano questi adesivi lì e io, ma mi posso prendere? Che ce fate? E loro mi dissero di sì. Questo è il Radio DJ negli anni 80. Vedete il logo com'è? E c'è sia rosso che giallo. Radio DJ. Vedete? Quindi questi sono, ce n'ho pure diversi, guarda, anzi ve li faccio vedere così. Vedete? Gialli ce ne sai, ce stanno due, rossi un po' di più. Questo è il lago, il logo, sì, il logo di Radio DJ One Nation One Station fino agli anni 80, diciamo. Ok, quindi andiamo a vedere. Porca miseria, guardate qua. Pioneer, The Art of Entertainment. Non so se si legge bene con la telecamera, penso di sì. Con il logo originale Pioneer, che è questo qua. Pioneer, The Art of Entertainment. Ovviamente questo è trasparente, scritta bianca trasparente. Ah, mi chiedevate se c'avevo qualche radio locale. Questa sicuramente era locale, Radio In 101. Questa non è Radio 101, quella che abbiamo visto là, 101 Network. Questa è Radio In 101. Quindi era una radio locale. Poi c'è Latte e Miele, un'altra radio, guardate un po'. Latte e Miele, un'altra radio, pure questa mi pare che era locale, non era nazionale. Latte e Miele, cioè DJ Television, forse ci sta qua, qua dentro come vedete ci sta un po' di tutto. Chi è? Questo addirittura quando sono andato a far militare, e per forza. Questo mi sa che l'ho preso quando ho fatto il militare, delle forze armate, sti adesivi qua. Sono 3 adesivi delle forze armate. Ovviamente, come vi ho detto, la Proma là che abbiamo visto, c'era pure la Malossi Trofeo, un'altra marmitta di quelle spettacolari che si mettevano nei motorini. La Malossi Trofeo era quasi il massimo che si poteva avere, si metteva pure sul sì tranquillamente della Piaggio. A Malossi Trofeo, come vedete anche dei Malossi ce n'ho più di qualcuno. Guardate chi è che mi chiama, non posso rispondere e quindi niente. Allora andiamo a vedere Malossi Iper Racing, vedete? Poi partecipavano alle competizioni e quindi c'era la MHR Malossi Iper Racing, vedete? E questo era un club che utilizzava Malossi per andare a fare le competizioni. Ok? Lo so, allora un attimino solo. Pronto? Senti, sto un attimo in diretta, se mi vuoi vedere metti YouTube, ok? Ok, ciao. No, era mia madre, ragazzi. Come vedete è tutto live, tutto in diretta, Tutto live, tutto in diretta. Allora, qui ho altri adesivi Fruit of the Loom. Fruit of the Loom, ora li metteremo tutti insieme. Fruit of the Loom. Ok. Sabim Modena, altri adesivi. Poi c'è Dragon Fear, ce n'ho 2. Computer Music Realtà Virtuale,
Questa mi sa che era una fumetteria, se non mi ricordo male. Roma, via Cavour 323. Sì, computer, fumetti, giochi di ruolo e gadget. Sì, io ci andavo per i fumetti, però c'aveva anche computer, insomma, c'aveva un po' di tutto. Ci stavano i gadget, ed era anche specializzata in giochi di ruolo come Magic. Ok? Ah, oltre alla Malossi, che abbiamo visto adesso, ce n'era anche un'altra di marca, non so se è stata nominata. Oh, c'era la Giannelli. Silencers sono le marmitte. Giannelli. Le Giannelli se la battevano con la Malossi. Pure le Giannelli costicchiavano. Vedete quanti ce n'ho pure di adesivi Giannelli. Ok? Quindi la Giannelli faceva queste marmitte sempre per questi motorini, i vari motorini della Honda, quindi giapponesi, o anche per i viaggi italiani, insomma. Qui c'ho altri adesivi. Porta Portese, porta Portese, porta Porte, porta chi te pare. E quindi abbiamo finito un'altra busta di adesivi, ma so decine e decine. Qui sarebbero quasi da archiviare, come faccio io gli archivi, però prima devo fare i 6.000 vinili, e per fare 6.000 vinili ci vanno 6 mesi, e quindi finiti i 6 mesi durante quest'anno mi sa che mi riarchivierò tutta la mia vita. Ok? Magari mi scrivo quanti ce n'ho di ognuno. Vedete, stavano tutti dentro queste sono le buste bucherellate. Ce n'ho tante di queste buste, poi ne userò altre. Allora, andiamo avanti, va. Allora, questa è un'altra busta e andiamo avanti a vedere. Qui ore so 44 minuti, vabbè, c'è ancora un attimo di tempo. Svuotiamo questa e poi la riempiamo. Allora, qui ci sono due cavalli che erano adesivi che si trovavano nei negozi anche di ricambi auto, o anche c'erano negozi che vendevano un po' di tutto, e tra il tutto c'erano anche gli adesivi, e questi erano adesivi che venivano venduti, che si potevano mettere sulle macchine, sul motorino, dove vi pare. Oh, moto Kawasaki, ovviamente Kawasaki versione enduro, c'è scritto sopra. Un attimino, mi chiama mia moglie. Dimmi, Margherita. Sì, no, mi ha chiamato pure a me perché io sto in live, e quindi io gliel'ho dovuto appendere, poi mi ha richiamato a me e io gli ho detto guarda, sto in live. No, già mi ha chiamato, già ci siamo sentiti, ok? Ciao ciao. Mia moglie che mi diceva che mia mamma mi ha chiamato, perché io purtroppo, vedete, durante le live, se io metto occupata a mia madre, poi mia madre chiama mia moglie che invece sta al lavoro e non può rispondere, quindi diciamo vabbè, questi sono altri problemi, sorvoliamo. Allora andiamo a vedere sempre per l'enduro. Honda conoscete? Quindi conoscete marca Kawasaki di moto da enduro? Conoscete marca Honda? Guardate un po' pure questa che marca è. Sono il top, no, non è vero. Ce ne sono tanti molto meglio di me. Comunque io nel mio piccolo mi difendo, diciamo, avendo collezionato tante cose nella mia infanzia, diciamo così. Io non riuscivo a buttare nulla. I miei hanno ancora una marea di roba. Io sono sposato nel 2006, sono venuto qui nel 2006. C'hanno ancora un sacco di roba mia, con tutto che io ho, diciamo, mamma mia, vabbè, visto dei ricordi, mamma mia. Allora, questo pure, questi si vendevano, questo è un cane, si vendeva come adesivo normale da mettere su una macchina. Se uno voleva mettere l'adesivo del cane, c'era l'adesivo del cane. E queste invece, queste lettere si vendevano in edicola. Guardate che roba, adesso ve le metto un po' tutte bene, guarda quante ce n'ho. Allora, queste si vendevano in edicola perché negli anni 80 a un certo punto gli adesivi venivano richiesti tantissimo, sia gli adesivi che i trasferibili. I trasferibili erano quelli che si passavano con la penna sui diari,
c'erano le lettere, c'erano i disegni, c'era un po' di tutto con i trasferibili. A me piacevano molto di più gli adesivi che potevano essere attaccati ovunque. E infatti questi si chiamano i Fantastickers della Panini. Fantastickers della Panini. E come vedete sono tutte lettere. Guardate. I Fantastickers della Panini. Questi mi sa che non li trovate più da nessuna parte. Ok? I Fantastickers della Panini venivano venduti in edicola. Mamma mia. Panini Edizioni Modena. Vedete che dietro ci stavano tutti sti simboli che poi sono gli antenati delle emoticon, diciamo così, stelline, cuoricini, note musicali, eccetera. Questi sono gli antenati delle emoticon. Ragazzi, la mia è stata una storia vissuta a 360 gradi, cioè ho vissuto talmente tante cose. Guardate, questi sono sempre i Fantastickers. Guardate che spettacolo. Allora, ce n'ho due, I Love Spana, prismatico, pure questo. Vedete? Sono prismatici, come erano gli scudetti dei calciatori. Poi c'è Great Britain, Gran Bretagna, I Love Gran Bretagna, Great Britain. Ok? I Love Gran Bretagna. Guardate che spettacolo. Guardate questi. Rainbow Explorers. Pure questo è tutto prismatico. Perché è fatto a specchio praticamente, non c'ha i quadratini prismatici, ma è tutto uno specchio, ok? E questo è un'altra I Love Spana, che mo lo metto insieme a quelli là, I Love Spana, ok? Oh, sempre nei Fantastickers, madonna mia, che ricordi ragazzi, che ricordi. Leviamo questo, mettiamo questo, così vi faccio vedere un po' tutti. Ah, qua ci sta una N, no, una Y. Allora, questo lo mettiamo insieme. Scusate, ma questo ci vuole poco. Mi sistemo un attimo in diretta. Ok. Madonna mia, madonna. Allora, vi faccio vedere innanzitutto, vabbè, questa è uscito l'album e i soggetti sono aumentati. Questo fa parte di un album. Bros, non lo so, questo fa parte di un album che io non ho, però compravo le figurine. Vabbè, questo è uno dei tanti adesivi che ho piccolini di Radio DJ, stavo qui dentro. E qua vi faccio vedere sempre della serie Fantastickers, ci andiamo a vedere qualche figurina. Basket, vedete, erano da ridere, questo è più alto del canestro, erano tutti da ridere. Chi è? Yetching. Sport, ti è Rambo che chiede aiuto perché si è punto un dito. All'epoca Rambo andava per la maggiore aerobica, cioè erano tutti molto divertenti. Guardate che storia, guardate che storia, cioè queste sono cose mi sa che oramai ce l'ho solo io, non esistono proprio più queste cose. I Fantastickers, non so se cominciare a fare tutte le fotografie di queste cose, metterle. Io vi dico sempre, seguitemi su Waveful, sto pubblicando il mondo su Waveful. Io mo queste magari le metto, mi sa che mi dovrò fare un nuovo tsunami dedicato a cose mie, proprio perché c'ho un sacco di roba che non conviene mischiare con i post di altri, e quindi mi sa che farò uno tsunami tutto mio, che ne so, lo chiamo la mia vita, la mia, non lo so, le mie collezioni, non lo so. So solo che baby doll, fast food. Tra l'altro in quest'epoca i fast food non erano sviluppati come sono adesso. McDonald's, The McDonald's mi pare che ce n'erano 2 o 3 a Roma. Survival, c'era quella a Piazza di Spagna che fu il primo. Mi pare che c'era il McDonald's già, quello che sta dentro a Cinecittà 2, quindi lo so un sacco di storia, quello sì, storia della mia infanzia ve la posso raccontare tutta in tranquillamente 2000-3000 episodi, però
mi posso aiutare durante il racconto con tante testimonianze fisiche, diciamo così. Quindi questi erano i Fantastickers della Panini, eh? Quindi abbiamo visto i Fantastickers della Panini. Io vado un po' più veloce e poi semmai riprenderò e farò delle brevi live parlando soltanto di alcuni di questi adesivi. Allora andiamo. Ma qui c'è il mondo, pure i music leggo là. Ma dai, vabbè, andiamo a vedere questo. Allora, vi faccio vedere subito se riesco a staccarli, sì. Allora, questi li metto tutti quanti insieme. Quanto mi piacciono a me questi adesivi. Ma ancora adesso, non è che uno dice adesso non ti piacciono più, buttali, che ce fai? No, mi piacciono ancora. Guardate, ce n'ho tantissimi di questi di Radio DJ, li sto sistemando un attimino, tanto ci vuole poco, perché stavano già praticamente sistemati questi. Ce n'ho parecchi. Allora, eccoli qua. Allora, questi sono gli adesivetti, ce n'ho tanti, Radio DJ Network piccolini, ok? Li poggio qua. Poi c'è un adesivo lungo, sempre Magic 101 One on One Network, sempre della radio One on One Network. Poi ti è Winner, The Ice Power, Winner Algida, questo è quando uscì il gelato, Winner Algida. Uno stanzone? Io spero sempre prima di morire, di realizzare il mio sogno. A me mi servirebbe uno spazio di almeno 150-200 metri quadri pure, tutti su un piano, che ne so, 20x10, non lo so, comunque grande, dove poter mettere e poter esporre, poter condividere tutto questo materiale che ho, perché io ce n'ho veramente tanto, però sta tutto accatastato da tutte le parti. E questo mi rende molto triste. Per esempio questi adesivi stavano abbandonati a casa dei miei genitori. Guardate, Ciare erano altre casse, cioè le casse della Ciare, gli altoparlanti per la macchina. Vediamo sotto che c'è scritto The Art of Sound, esatto, le casse della Ciare, quindi il woofer col tweeter della Ciare si sentivano molto bene in macchina, erano specializzati soprattutto in altoparlanti per la macchina, ok? Ma non ti preoccupare Antonio, rimane la live, rimane su YouTube, sul mio canale YouTube, se sei iscritto al mio canale YouTube, lì rimane questa live, quindi la puoi vedere anche dopo, non c'è necessità di vederla online. Certo, online possiamo interagire, ma pure offline va bene. Allora, mamma mia quanti ce n'ho, questo è bello doppio, oh. Coral Electronic CE, con questo logo che sono due parentesi, come si chiamano queste? Parentesi acute, due parentesi acute con CE, Coral Electronic, anche questo. Quello è complicatissimo, Vincenzo. Ci sono tante fotografie che ho messo perché sta sparsa. La mia collezione Commodore non ce l'ho in un posto solo, sta un po' in soffitta, un po' in camera, in sala hobby, un po' nei due box che ho, un po' ancora a casa di mia madre, nella cantina di mia madre, un po' sopra al mezzanino da mia madre. Sta tutta sparsa la mia collezione Commodore. E questo mi dispiace perché c'ho un sacco di roba Commodore, Vincenzo, ma proprio tanta. Posso fare una mostra solo io, da solo. Reg e Sony, audiocassette Sony. Questo è un adesivo proprio che davano con le cassette Sony. Io, come sapete, negli anni 80 ne compravo tante. Io le compravo a 100 alla volta le cassette, sia di DK che Sony. Ovviamente le Sony HF60 e le DDK D60 erano le più, diciamo, tra virgolette economiche. Guardate un po', io mi conservavo pure gli adesivi che uscivano dai succhi di frutta Zueg,
questo è Topolino prismatico, è un adesivo che davano insieme ai succhi di frutta della Zueg, ok? Succhi di frutta Zueg, ancora me lo ricordo. Allora, questo invece fa parte sempre di quell'album che abbiamo visto prima, no, così va bene. Il simbolo Italia, che si trova spesso sulle macchine, con con le due paperelle. Ok? E questo fa parte sempre di una collezione, figurina numero 172, che io non ce l'ho completa, ci mancherebbe, non ce l'ho. Questo è il numero 30. Mi piacerebbe sapere di che collezione facevano parte, qua sì, si legge, però questa è la numero 30, figurina numero 30. Sono il più gasato d'Italia. Il paperotto che beve la Coca-Cola. Ce n'ho diverse figurine, 35. E qui la festa, sì! Ieri abbiamo visto il 45 giri originale. Ciao Nello J! Sto facendo vedere una marea di adesivi che ovviamente riguardano anche la mia storia da DJ. Allora, guardate un po', fa ridere. Questo si vede che era un album dedicato a tutti questi paperotti. Poi vabbè, questa è un'immagine che si trova dovunque, questo è un adesivo di queste immagini. E poi ecco, sempre serie, questa è una pubblicità della TDK, Non guardate che ci sono pure orsetti, castelli, cuoricini, uccellini, ma questo è della TDK, è una pubblicità TDK. TDK faceva le audiocassette, le videocassette. Ovviamente io acquistavo un sacco pure di videocassette all'epoca. Allora, questo invece è tutto prismatico, scudetto del Canada, vedete? Mi sto staccando molti, scudetto Egitto, prismatico sempre, rovinato al centro. Ah, ma si pulisce questo, è solo sporco al centro, bene. Poi Grecia, prismatico. Questo mi sa che devo stare molto attento. Sì. Ok. Libano, pure questo prismatico. E poi c'è un'altra figurina sempre di quella. Ho la pelle dura con l'armatura. E quindi questo sì, deve essere un qualche album che uscì. Allora, mettiamoli tutti. Mamma mia, che belli vederli tutti quanti, che sono prismatici e che brillano sotto la luce, vedete come brillano? Guardate, ve lo faccio vedere in qualche modo. Uno spettacolo questi adesivi, uno spettacolo. Allora, quindi tra l'altro c'erano questi che erano gli espositori per gli adesivi, e ce n'ho di diverse grandezze di questi. Sono vuoti perché ce n'erano molti di più, ma ce n'ho tanti che sono pieni. Allora, non so se chi è collegato è più appassionato di DJing, quindi andiamo avanti con quelli tipo questi, con Radio DJ, molti adesivi, ripeto, mi sa che ce l'ho solo io. Dovrò fare una cernita. Lì già vedo Goody Music da tutte le parti. Cazzarola, messo male. 101. Allora, vogliamo vedere altri adesivi di remix? E ci andiamo a vedere altri adesivi. Allora, mamma mia. Allora, aspettate che ve li metto un attimo in ordine, Ci vuole un secondo. Questi sono quelli più piccoli. Eccoci qua. Ti è. Allora, questi sono qualcosa di spettacolare. Allora, mamma mia. Allora, Radio In 101 già l'abbiamo visto, no? C'è un altro qua.
Radio In 101, però quell'altro era diverso. Quindi questi vengono sempre da... Eh sì, stickers l'ho fatti vedere, Stickers erano questi qua. Guardate, Eccolo. L'ho fatti vedere, sono questi qua. Willy, questi Fantastickers. Vedete? Vedi Willy? Fantastickers. Ah, forse quelli tu dici che si chiamavano proprio Stickers e basta, può essere, Che si chiamava Stickers e basta. Allora, dopo radio... Questi stavano qua, ok. Che non ci sto a capire più niente. Allora, leviamo sto cappello, lo mettiamo qua. Allora, remix. Guardate un po'. Allora, remix scritto nero su sfondo bianco, remix. Poi c'è sta remix in verde su sfondo trasparente, in giallo quello degli evidenziatori, sfondo trasparente, nero sfondo trasparente. Ma quanto ci andavo da remix io, mannaggia, mi è dispiaciuto tanto quando è fallito, quando ho saputo che è fallito remix. Io quasi quasi questi li metto qua, remix. Quello è particolare, quell'altro viene sempre da un'altra parte. Allora, poi vabbè, Under Control. Ah, ma questo mi sa che era un'etichetta discografica, Under Control. Come questo. Queste sono etichette discografiche, Mo non mi vorrei sbagliare, ma mi sa che sono etichette discografiche degli anni 90. Quindi mi sa che vengono proprio da là. Queste sono etichette discografiche degli anni 90. Under Control. Questo bisognerebbe andare a vedere su Discogs. Mi sembra di sì, Su Discog sicuramente c'è scritto. Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Questo l'avrò preso da qualche parte, non mi ricordo. Ce n'ho tanti, guardate. Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Molti mi sa che ce l'ho solo io, perché ovviamente la gente non è che se li teneva. Molti erano pubblicitari, quindi... Allora, qui ci metto questo e ci metto tutti questi qua. Vedete che io poi la roba poi la tengo che quando uno la va a riprendere sembra nuova, ma nuova non è, perché questo è del 94 che sta lì ferma sta roba. Allora, questo pure già l'abbiamo visto, tutto intero. Qui dentro, no, non è qui dentro, sì, qui dentro, quella miseria. Questo pure mi sa che ce l'ho solo io, però questo sa. Allora, andiamo a vedere se riesco a toglierlo, sì. Di questi ce n'ho diversi, non lo so perché ce l'ho. Guardate il vecchio logo dell'Algida, e questi non lo so perché me l'hanno dati, dove l'ho presi, qualche pubblicità, quando uscì Winner. Vedete che qua ci stanno le moto, sì, i motorini, tutti i motorini degli primi anni 90, diciamo. Questi che sono gli scooter, insomma, Gilera e Piaggio. C'era il Free della Piaggio, Eaglet del Gilera e Storm Gilera. Vedete? Winner ti mette in moto perché ti regalavano 50 scooter, 10 Storm Gilera. Vedete? Ed erano... cadde per terra. Però fortunatamente, trattasi di carta, non si rompe. E ce n'ho diversi di questi, Ce n'ho diversi pure di questi. Allora, andiamo avanti, poi ci fermiamo. Ma quanto sta? 1 ora e 6 minuti, vabbè, tanto poco, poi basta. Poi facciamo una seconda puntata. Là dentro che c'è? La rifacce, sa. Sono pieno di sta roba. Allora, qui dentro c'è Radio Serena, solo musica italiana. Radio Serena, solo musica italiana.
Questo pure mi sa che è una radio che era molto locale. Tra l'altro, vedete, io lo sto tenendo dritto, sembra in 3D, perché queste cose scritte in prospettiva hanno proprio questa di particolarità. Vabbè. C'ho altri di questi, Winner, Ice Power, non lo so, questi macello. Altri adesivi che già abbiamo visto, radio M100. M100 ce l'ho di tutte le salse, grandi, piccoli, medi. Ah, vedi, venerdì, ma già corretto da solo questo. Vedi? Sport e spettacolo, venerdì gratis. No, questo che è? Io vedo, mangio, ballo, gioco, lavoro e leggo. Questa era una rivista però. Settimanale gratuito, diffuso nella capitale e dintorni. Ah, vedete, questo stava sulle fermate da metro. È qualcosa che voleva essere simile a Porta Portese, ovviamente più piccolino, un formato un po' ridotto. E qui c'erano un po' tante pubblicità anche di locali, di tutto. Pensa un po', questo l'avevo proprio cancellato. Quindi questa è la pubblicità. Toto Market. Questo è, come vedete, se vede la telecamera che sta là sopra, è a specchio. Anche questo. Ciao Willy. Allora, ti è Mirabilandia, adesivo originale di Mirabilandia a Ravenna, mi sa che aveva aperto da poco. Mirabilandia a Ravenna. Questo è un adesivo, Uccelli d'Italia, i Squallor. È un adesivo degli Squallor, Uccelli d'Italia. Poi Stream, adesivo pubblicitario di Stream. Questo era Stream via satellite, Stream e di più. Prima ancora di Sky c'erano Stream e di più. Poi faremo pure una live dedicata ai satelliti, alla TV via satellite, come si è diffusa, quali erano i predecessori di Sky. Qui ovviamente questi ve l'ho già fatti vedere. Porta Portese e Telit. Telit abbiamo visto essere una compagnia internet degli anni 90. Allora, li mettiamo qui dentro. E poi è uscito pure Magic 101. Magic 101 questo si chiamava, 1975-1995. 101. Ok, poi dovrò mettere tutti quelli. Allora, guarda, vi faccio vedere questi qua. Questi ce l'ho questa ce l'avevo io, stava in cornice questa cosa, perché mi piacevano gli adesivi di Radio DJ e di Goody Music, ma questi sono ancora buoni, Qui c'è sta lo scotch messo a doppio, però l'adesivo non è attaccato, quindi io l'ho messi dentro con lo scotch a doppio, e poi ce l'avevo appeso perché mi piaceva in camera mia avere sta cosa così, mi piaceva, non so perché, e allora ho messo gli adesivi di Goody Music qua al centro, Radio DJ. Ok, questo lo lasciamo così. Allora, qui quando caspito finiamo, guardate che questo è in catalogo proprio, è in catalogo dove ci stanno pure degli adesivi, solo che chi è che aveva chiesto Mixed by Harry? Chi è che aveva porca la miseria, qui se ragazzi, Mixed by Harry, la dimensione ideale per un ascolto pulito. Mixed by Harry, cioè questi veramente ce l'ho solo io. Mixed by Harry, gli adesivi di Mixed. Mo questi devo fare una foto, gliela devo mandare direttamente a non lo posso fare adesso proprio, questi infatti mo me li tengo da parte, tanto dopo devo dire tutto. Mi devo scrivere però dove sono arrivato, perché qua è un casino, Guardate, qua ce ne stanno altri, sempre di Goody Music. Guardate, questi sono adesivi originali Goody Music con il logo originale che tra l'altro stava anche sul negozio loro. Trovate tra l'altro un video in cui io sono ritornato
da Goody Music dopo tanti anni. Guardate, questo è un altro ancora diverso. Dopo tanti anni, ed era grande, mo adesso si è rimpicciolito parecchio. Io direi un'ora e 12. Io direi di chiudere con questi. Sì, perché poi qua ci stanno quelli delle macchine, Marilyn Monroe, uff, qua ci stanno quelli prismatici così. Comunque questi secondo me conviene vederli in un'altra sessione, perché qui, no, qui sono tanti, sono proprio troppi. Allora, io direi di chiudere con questi. Andiamo a vedere che c'è qua dentro, guarda, una busta di carta. Vedete, De Vita c'è scritto, De Vita, io sono Renato De Vita, ma questo era di mio padre, anche perché, allora, guardate, allora, all'epoca, allora, vabbè, faccio vedere, Norge, Turchia, vedete? Questi mo li voglio mettere, vabbè, insieme a quegli altri che già avevo trovato. Allora, vi stavo dicendo, all'epoca sulle scalinate di Piazza di Spagna si mettevano un sacco di, tra virgolette, venditori ambulanti, chiamiamoli così, gente che si metteva lì a disegnare. La maggior parte dei disegni raffiguravano o lui, Snoopy, o Charlie Brown, o, ecco, questo è un facsimile della Pantera Rosa, in questo caso è la Pantera Blu. Vedete, in tutte le salse qui, con un fiore in mano, vedete? Poi ognuno, questi erano tutti catalogati, tutti con il numeretto. Questo si sente la musica col Walkman, e questo qua c'è il numero 15. Vedete, sono tutti catalogati. Questa era la numero 17, guardate, da catalogo è numero 17. Questa è la Pantera, vedete, questo era il numero 4. Poi questo numeretto io lo posso levare facilmente, però è bello perché racconta ancora di più la storia di questi adesivi. Numero 7 di Snoopy che suona, numero 3 sui pattini, ma guardate come sono belli, a me sono sempre piaciuti. Numero 16, aspettate, numero 16, guarda che belli che sono, che belli, uno più bello dell'altro. Numero 1, questo era proprio un campionario che si portava in giro. Questo numero 6, numero 6, questo è lo scudetto Sudan, prismatico anche questo. Ok, mettiamo lì che voglio mettere insieme agli altri. Numero 13, questi sono Stormtrooper. Numero 13, numero 18, bisogna stare molto attenti qui a come si staccano. Numero 11, Linus con la sua bella coperta, guardate che spettacolo. Numero 8, questi non so se si sono attaccati, no, non sono attaccati. Forse è giusto questo pezzettino qua. Ok, sono riuscito a staccarli bene. Questo è il numero 9 prismatico, guardate che bello, questo è qualcosa di spettacolare, ma non so come farlo rendere in telecamera bene questi qua. Boh. E il numero 10,
Ok. Super, questi mi ricordano qualcosa. Oh la miseria. Questi sono un casino. Aspettate un attimo. Che c'ho fatto? Stampa serigrafica, questo è gli adesivi pubblicitari di una ditta che stampava adesivi. Gli adesivi di una ditta che stampava adesivi. Pensate un po'. E mi sa che è quella che ha fatto pure sta confezione così grossa. Sta cosa, sto campionario. Sì, Napoli, infatti stava a Napoli. Ancora perfetti tutti quanti. Questi di vita. Via, si mettono qui dentro. Ok. Questi pure si riprendono così come stanno, ve l'ho fatti vedere, e si mettono qui dentro. Allora, siamo arrivati addirittura d'arrivo, però addirittura d'arrivo Renatino vi fa vedere prima questi. Allora, questi sono proprio anni 70, originali anni 70. Non so se conoscete i Kiss, mai sentiti nominare? Eccoli qua i Kiss. Pat Smith, Bob Dylan. Yeah. Questi sono i Kiss. Elvis. Yeah. Bob Marley. Tutti prismatici. Ammazza. Julio Iglesias. Tutti prismatici. Anche questi sono attaccati qui, ma sono tranquillamente riutilizzabili, ma soprattutto è uno spettacolo i Kiss, cioè non potevo non farvi vedere questo prima di chiudere questa live. Mi sa che conviene fare così, ok, e poi questo lo metterò lì dentro. Vabbè, poi ci stanno nell'altra live vi farò vedere, c'erano tante lettere tutte prismatiche, i font diversi, vedete, LZ, vedete, e questi erano tutti i font tutti numerati perché questo trattasi di un campionario. Voglio vedere se riesco a farvi vedere un po'. Io avevo tutta la collezione di questi pure uscivano in edicola, ma non so se riuscite a vederli questi non si vedono manco a occhio nudo, Legatar. Però io questi non ve li faccio vedere adesso, ve li farò vedere nella prossima live, ok? Però sappiate che ci sono da vedere anche questi prismatici. Guardate che è Torque, un mostro qui che non si sa. Torque, vedete che è tutto colorato, poi cambia. Ah, ecco, forse non lo so. Alexa, stop. Torque, qualcosa del genere. Comunque, io ho ancora da farvi vedere tantissimi adesivi di tutti i tipi, di tutti i generi. Ancora vedo radio DJ, roba delle macchine. Qui ce ne stanno pure alcuni giganteschi. Ce ne sono alcuni enormi proprio. Qui ci stanno le api. Allora, diciamo che per un primo episodio, per farvi capire di che cosa stiamo parlando, può bastare, ok? No, è che ogni tanto poi mi capita l'occhio. Vabbè, questo ve lo faccio vedere così, vai, al volo. Galaxy Express 999, cartone animato. Pink Floyd, Queen, Topolino e ovviamente Porta Portese, Van Allen. E questi sono tutti che io me li appendevo a turno uno dopo l'altro in camera, ok? E questi dietro sono riutilizzabili perché, come vi ho detto, c'è lo scotch messo a doppio, però l'adesivo è ancora intatto, quindi questi sono tutti riutilizzabili tranquillamente. Vabbè, lasciamo stare, va.
lasciamo stare perché sennò qui ci fermiamo e andiamo avanti all'infinito, all'infinito, perché qui è uno scatolone pieno. Allora, avete capito un po' di che cosa si tratta. Faremo un'altra live, non so se domani, intanto io oggi mi dedico a risistemare un po' tutta sta roba perché così non la posso vedere, mi dà proprio fastidio, quindi la sistemo un po', quindi la prossima live li avrò già un po' ordinati questi adesivi. Comunque niente, direi di chiudere qui un'ora e mezza abbondante di live, perché tra la chiusura e i titoli di coda si arriverà ad un'ora e mezza. Quindi niente, praticamente questa è la mia collezione di adesivi. La stiamo vedendo, finiremo di vederla nelle prossime live, quindi continuate a seguirmi. Registratevi, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella così saprete quando io continuerò a fare, diciamo, questo unboxing, questo chiamiamolo ritrovamento, ma non è ritrovamento, io ho sempre saputo che stavano là questi adesivi, quindi sono molto molto belli da vedere, come avete visto, sono conservati benissimo, sono praticamente nuovi. Quindi io in chiusura di live vi invito ad andare su, per esempio, ecco, sta passando adesso renijstore.it, dove troverete tutto materiale musicale dedicato alla musica, giradischi, amplificatori, casse, mobiletti per gli sterei, per gli impianti di intrattenimento, eccetera. Troverete un po' tutto, microfoni, cuffie, un po' di tutto c'è su renijstore.it. Poi andate da quel sito, pure potete andare su ilmondodelvinile.it, dove troverete diciamo divisi per categoria i vinili in vendita su Amazon. Ok, quindi troverete picture disc, dischi autografati, dischi di musica italiana, dischi di musica straniera. Insomma, ho cercato di dare un po' d'ordine a quei migliaia di dischi che sono in vendita su Amazon. Ok? Poi vi invito a visitare classe74.it, che è il mio sito principale, da cui poi sono nati tutti gli altri, da cui è nato anche legolando.it, dedicato prettamente ai Lego. Voi sapete che in una prossima live dovremo montare sia questo di Lego Friends, sta in coda a tutte le live che devo ancora fare, e sia il bambino Grogu di The Mandalorian, quindi diciamo il pupazzetto che ricorda molto Yoda, ma è diciamo della stessa razza, e quindi parla prettamente di Star Wars, quindi Lego Star Wars, e Star Wars Store.it è un altro sito che invece parla solamente della galassia lontana lontana, di tutti i personaggi, di tutti i film, di tutti gli spin-off, diciamo c'è un po' di tutto su Star Wars Store.it, quindi andate a visitare anche Star Wars Store.it. Questi sono i siti miei principali. Vi rinnovo l'invito a seguirmi su Waveful e su TikTok, tanto mi trovate sempre come ReniJ. Su Waveful trovate il link in descrizione per andare a seguirmi, quindi cliccate sul link, vi installate sul telefonino l'app che si chiama Waveful e poi mi venite a seguire. Sto come ReniJ, Renato De Vita, mi trovate sempre. La C di Commodore come avatar, diciamo, c'ho io, quindi oramai è dal 2008 mi pare che l'ho messa e non l'ho più levata e ce l'ho ovunque. Poi sto portando avanti anche il progetto di fare un Linktree sul mio sito principale, che è www.renatodevita.it. Lì io ci metterò un Linktree, per adesso c'è un redirect direttamente su classe74.it. Ok? Detto questo, io non mi resta che augurarvi un buon pranzo, un buon proseguimento di giornata. Sono le ore 12:35 di questo 5 gennaio 2023, oggi è giovedì, domani sarà l'Epifania. Io intanto mi sto accingendo a preparare la sigla finale, così ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima live. Ripeto, attivate la campanella su YouTube, perché è l'unico modo che avete per sapere quando io andrò in live. Ok? Grazie a tutti di avermi seguito, di essere arrivati fino a qui. Questa è solo una prima parte, vedremo poi una seconda parte di tutti questi adesivi in una prossima mia live, domani, dopodomani, non lo so, però
faremo sempre un'altra live, perché sono ancora tanti questi adesivi da vedere. Ok? Grazie a tutti, vi saluto con, diciamo, con le schermate finali. Grazie di essere stati con me e buon pomeriggio. Ciao a tutti.